è quello che mettono nella storia dell'arte. Lo vedete bene da questo punto qua, lo vedete bene, la prospettiva è questa, sono 7 pezzi, 7 affreschi staccati da una villa che si chiamava la Soranza, perché i proprietari erano i Soranzo, Dogi, discendenti di Dogi di Venezia, ed era situata a 2 km da Castelfranco. E la villa adesso non c'è più, c'è la località chiamata ancora Soranza, però la villa è stata rasa al suolo. E era la più grande villa che ci fosse nella terraferma dei veneziani, perché Soranzo, oltre che essere nobili, erano anche banchieri, sicché era grandissima, e tutta affrescata da Paolo Veronese. E l'architetto Michele San Micheli di Verona, sempre, erano amici tutti e due giovani, e ha fatto le cose molto bene. Questa era la prima villa che Paolo affrescava, dopo ha fatto un'altra villa, solo Villa Barbara Maser, che aveva passato a Milano, l'avete anche visitata, nel Palladio, e dopo è stato portato a Venezia da un pittore di Castelfranco, Giovan Battista Ponchini, che è l'autore della grande tela dell'Altar Maggiore, suo amico, il nostro Ponchini aveva 20 anni in più, l'ha portato a Venezia per il Palazzo Ducale, ecco perché non si è più dedicato a ville, ha fatto per tante altre belle cose. Ecco, questi hanno tanti primati, cioè sono di Paolo Veronese, molto giovane, ha fatto un'altra villa solo, e hanno anche il primato di essere i primi strati della storia, cioè questi sono stati staccati, questi sono affreschi, staccati dalla villa e portati qua, e sono dalla 1814, periodo post-napoleonico, perché la villa è stata terminata da Napoleone, e proprio hanno il primato di essere i primi strati della storia. Sono con la vera, dove Filippo Valli, che io ho staccato. Carracci, nulla di Carracci. Questo è San Petroni, patrono di Bologna, Carracci era bolognese, e a detta di Sgarbi uno dei più bei San Petroni che ci siano, Jacopo da Ponte del Bassano, del 500, Carracci nel 500 di più dovuto a Roma, ha parlato parliamo dove c'è la passata di Francia, c'è tutta la vedere Carracci, qua a Bassano, che erano di Bassano, Jacopo da Ponte da Bassano, dove c'è il famoso Ponte degli Alpini, del Palladio sempre, hanno il museo proprio lì da Ponte, perché si fa parte di un museo, anche qua è importantissimo questo, grande pontefice Gregorio Magno, e grande quadro, e grande pittore Federico Zuccari, il pittore marchigiano, che ha dipinto, ha affrescato tutta la grande cupola del Brunellesco di Santa Maria